Bentornati al nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Stiamo per avere una perturbazione che a partire dalla serata di sabato azionerà sul meridione, di conseguenza soprattutto le due isole maggiori risentiranno di forti precipitazioni, in modo particolare sulla Sardegna centro-occidentale. Sicuramente prima di parlarne vi accenno come a partire dalla prossima settimana avremo una circolazione atlantica che sarà bloccata, di conseguenza avremo degli ultimi residui più vaschi che saranno centrati proprio sul meridione e di conseguenza soprattutto sul Nord Africa, di conseguenza assisteremo a un miglioramento del tempo e con un anticiclone che nel corso, come vedete, dei giorni andrà a situarsi, come vedete, fin sul polo nord, e questa è un'anomalia che risentirà anche il vortice polare, che andrà molto probabilmente splittandosi, vuol dire spaccandosi in due, e questo vuol dire che parte del freddo si dilagherà ovviamente sul Nord America e l'altra parte ovviamente verso l'Asia, e poi un piccolo nocciolo freddo sulla Tunisia, che andrà a situarsi a portare forte maltempo e un freddo decisamente molto importante. Questo è lo split che assisteremo ovviamente nel corso delle prossime settimane. Molto probabilmente a partire dal 10 del mese assisteremo a un possibile coinvolgimento anche dell'Italia e di conseguenza il ritorno di perturbazioni atlantiche, quindi lo sblocco di queste correnti, favorendo quindi il ritorno di nidicate a quote comunque basse per il periodo, sempre se questa condizione dello split del vortice polare verrà confermata. Intanto la tendibilità è, pensate, solo al 40%, ma vedremo nel corso dei prossimi giorni se aumenterà. Intanto vediamo come la giornata di domenica partirà ovviamente con forte maltempo, e lo vediamo anche dalla grafica delle precipitazioni, che ovviamente domenica sarà molto importante per quanto riguarda l'accumulo di precipitazioni, come vedete sulla Sardegna e poi anche in parte sulla Sicilia, poi anche sulla Campania e in modo particolare sulla Puglia. Per il resto non si verificheranno precipitazioni, soprattutto lungo il versante tirrenico non avremo nulla di che. Poi, come vedete, la giornata lunedì ancora della residua instabilità andrà a posizionarsi, a collocarsi sempre sulla Sicilia e sull'estremo sud, come vi annuncia anche la mappa. Sarà coinvolta ancora una volta la Sardegna occidentale, ma per il resto, come vedete, al sud risentirà di qualche precipitazione anche comunque l'Abruzzo. Comunque sempre debole intensità e andranno cessando entro la serata. Le condizioni miglioreranno nettamente martedì. Ovviamente per quanto riguarda il nord già assisteremo a un rialzo termico decisivo, con temperature che addirittura aumenteranno oltre i 15 gradi durante il giorno. Poi guardate, giornata di mercoledì quanto si espanderà e quanto sarà più forte, notevole, da portare un netto rialzo termico ovviamente anche sulle regioni del sud, oltre che al nord, mentre freddo artico e nevicate in pianura, come vedete, saranno costanti sulla Tunisia, quindi sull'Europa orientale. Per quanto riguarda le perturbazioni atlantiche, sembra che probabilmente possano tornare a movimentarsi a partire dalla giornata di giovedì per un piccolo minimo situato vicino alla Spagna, che potrebbe poi favorire nel corso del weekend la ripartenza di fenomeni più a favore, in questo caso il centro-sud nel weekend, ma ne riparleremo. Faremo ovviamente dei calcoli matematici per capire ovviamente nel corso dei prossimi giorni come andrà a finire intanto questa situazione, ovviamente per quanto riguarda la fase fino al 10 del mese, confermata ovviamente. Ti aspetto ai prossimi aggiornamenti meteo.